L'offerta formativa delle Università degli Studi di Palermo per l'anno 2020-2021 sarà arricchita di nuovi corsi di studio che verranno attivati nella sede di Agrigento. Si tratta in particolare di architettura e progetto nel costruito e di lingue e letterature. Il dato degli immatricolati in continua crescita, che ha raggiunto un aumento del 33% rispetto a 5 anni fa, mette in evidenza, ha commentato il rettore Fabrizio Micari, la sempre maggiore attività del nostro Ateneo, che lavora con continuità per costruire un'offerta formativa sempre più ampia e competitiva. Le immatricolazioni prendono il via l'1 agosto e i servizi digitali consentono la completa gestione online anche delle iscrizioni ad anni successivi e di tutte le pratiche studenti, comprese le procedure per l'accesso alle lauree magistrali. La prima sessione dei test online per i corsi accesso programmato locale, posticipata a causa dell'emergenza pandemica, prende il via il 20 luglio. Iscrizioni ai test entro le 13 del 6 luglio. La seconda sessione dei test online e testi per corsi accesso programmato nazionale si svolgeranno a partire dal 1 settembre. Non pagheranno le tasse universitarie gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con il reddito ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro. A Unipa si tratta di 2 iscritti su 3. È un consistente allargamento, probabilmente il più ampio anche a livello nazionale, della no tax area. Dal 2020-2021 quasi il 70% degli studenti sarà totalmente esonerato dal pagamento delle tasse. Oltre a questo importante intervento, ci saranno significative riduzioni sulle tasse per i redditi tra i 25 e i 30.000 euro, riduzione della mora per il pagamento della prima rata per le fasce più basse, riduzione del contributo per i passaggi di corso. Altro esonero specifico riguarda gli studenti iscritti nel precedente anno accademico ad atenei diversi in altre regioni, che effettueranno il trasferimento presso l'Università di Palermo e che saranno esenti dal versamento per il primo anno di iscrizione.